protagonista. Levate, attenzione. Bravo, viene che andava stata levati di piedi che c'è e tu che sei oggi allora va bene allora Salvatore stai tenendo che cosa, per quale motivo? La buona guarigione, vero? E questa guarigione duri sempre, proficua, assistita sempre dalla Madonna del Mondo. Facciamo una preghiera assieme perché quanto noi facciamo non è tanto per farci vedere, tanto per orgoglio, per fanatismo, ma si fa per affetto, per amore, per devozione straordinaria verso noi, anche in questo modo. Quella è una preghiera. Adesso devo rompere l'altro. Tutte cose. Adesso completamente. E se tu la vedi
Andiamo. Se avessimo fatto imprenditori, dici ne avessimo avuto una fabbrica di scarpe, ma per scrivere dici non ci vuole niente, un pezzo di carta e un po' di fantasia. Io aggiungo sempre a questa cosa il fatto che era quello che diceva Carmela all'inizio, che nascere, crescere qui in questo che forse per certi versi può anche essere un deserto sociale o una giungla troppo affollata di umanità, ti dà la possibilità di guardare come si è nell'essenza, gli uomini, le donne, i rapporti tra di noi, proprio nella loro essenza più profonda. Io, e lo dicevamo poco fa con Carmelo, io sono molto felice di essere cresciuto in un paese, perché un paese, un circolo, il tavolino di un bar ci hanno insegnato a parlare con tutti, ci hanno insegnato a parlare con il professore di filosofia e con l'amico che guida la ruspa, con la persona intelligente e la persona stupida, con il malvivente e l'onesto, senza guardare classi sociali, senza guardare provenienze, senza guardare famiglie. Il stare un pomeriggio come questo, seduto al tavolo di un bar e vedere la gente che passa, e se si è disposto ad ascoltare, credo che corrisponda a un corso, a una materia all'università. Se uno, e siccome poi per quello che abbiamo fatto noi, raccontare storie, da cronisti, da scrittori, da romanzieri, comunque raccontare storie, così era la curiosità per l'umanità. È chiaro che essendo nato in Sicilia qua l'umanità c'è un bel peso, e anche la disumanità c'è un bel peso, e questo probabilmente è il motivo per cui ci occupiamo sempre di Sicilia. Non so se... Aggiungo soltanto, visto che hai scomodato Camilleri, io non riuscirei a immaginare se Pirandello fosse stato Pirandello, se collocato in una città non la sua Girgenti, no? Perché bastava entrare in una sala da barba qualsiasi e già le storie nascevano lì. Io nel mio modestissimo metro quadrato mi bastava stamattina arrivare alla festa di San Calogero a San Leone, ad Agrigento, e percorrendo, pensate, 100 metri avrò sentito nello spazio di pochissimi minuti 1000 storie diverse, perché poi certa sicilianitudine a cui facevo riferimento prima è anche questa. A Milano, dove io ho vissuto quasi 10 anni, ma non succede neanche a immaginarselo che tu entri in un bar e qualcuno ti racconti quello che ha sentito dire prima, se non direttamente la sua storia. E invece qui stamattina ad Agrigento io ho sentito tante di quelle storie cambiando, e quindi siccome questa terra poi è fervida di suo, se tu poi fai il mestiere che fai, alimenti il desiderio di poter tradurre quello che ti viene raccontato, e poi magari succede che quando scrivi un romanzo, come è successo a me, ti senti magari poi dire beffardamente, come è successo l'anno scorso ad Agrigento quando l'ho presentato il mio romanzo, dice puro Carmelo Sardo si mise a scrivere romanzi. Ora io dico, fatte le debite proporzioni, cioè se avesse scritto un romanzo il carrozziere di fronte a casa mia, avrei detto cavolo, pure il carrozziere si è messo a scrivere, ma io modestamente, piaccia o no, faccio il lavoro di giornalista ormai dall'83, quindi che io magari scriva un romanzo può essere uno sbocco fisiologico del mio lavoro, però qualcuno con atteggiamento... Ma non basta, dobbiamo mettere insieme le ragioni per far nascere che cosa? Il nuovo, il frutto, che può essere condiviso e fare festa. Allora io chiedo per me prima di tutto perdono, e come prete lo chiedo per voi, e voi chiedetelo per voi, e tutti insieme chiediamolo per tutti, e quindi
per il signor commissario, chiediamo davvero una grazia che lo illumini, lo assista. Io non credo che nessuno di voi mette dubbio che lui è qui mandato per aiutarvi, per poter congiungere le parti, per poter mettere insieme le speranze e costruire un progetto fattibile ma graduale,